devastante incendio dell'impianto di produzione dell'acetone della 3V Sigma a Porto Marghera, che ha generato una nube di fumo scuro e nero visibile da chilometri di distanza, ha creato molta apprensione anche nelle province vicine. Fin dai primi momenti, Palazzo Moroni ha monitorato la situazione che, per la provincia Euganea, fortunatamente, non è mai stata preoccupante. Insieme al sindaco abbiamo seguito dal primo minuto l'evolversi della situazione e la complicità dei venti che soffiavano da ovest verso est, quindi in direzione opposta alla nostra città, la nube non si è mai propagata verso la nostra zona, quindi non abbiamo mai dovuto mettere in allerta, in allarme i nostri cittadini e chiedere di chiudere le finestre o cose di questo tipo, ma semplicemente di seguire attraverso i canali ufficiali l'evolversi della situazione che per fortuna adesso è tornata sotto controllo. Ora gli uffici competenti della Regione è importante che verifichino la qualità ambientale, la situazione ambientale delle zone colpite, penso all'aria, penso ai terreni e alle persone eventualmente coinvolte. Torna di grande attualità il tema della sicurezza degli ambienti di lavoro e della sicurezza dei siti industriali. È un fatto importante su cui tutti quanti noi e tutte quante le istituzioni devono lavorare in continuazione, perché episodi come questo possono interessare la salute dei cittadini, la sicurezza dei cittadini, ma anche la sicurezza di vaste zone della nostra regione. Quindi è importante non abbassare mai la guardia e vanno verificate le cause che hanno generato questa situazione e provocato questo incidente.